Allora, buonasera a tutti, tutte le persone che si connetteranno anche successivamente dopo questa diretta. Questa sera per A Più Voci, che è questa rubrica di Coro Online dove abbiamo diciamo sempre persone diverse ogni mercoledì, abbiamo dato diciamo, un taglio differente. Oggi non si parla di repertori, non si parla di generi musicali, non si parla di età, ma il tema è più largo, si parlerà della musica in generale, però il taglio è un taglio diverso dalle altre volte perché abbiamo un gruppo di direttrici che, come ci diranno loro, rappresentano esperienze, luoghi geografici di provenienza, tipi di studio e repertori molto diversi tra loro. E sarà interessante sentire la loro voce, la voce di 5 donne che sono impegnate, alcune da tempo, altre magari da meno tempo, ma tutte con grandi risultati e con grande qualità. E quindi è una tematica interessante perché riguarda la musica a tutto tondo, e le ringrazio tutte di aver accettato questo invito. Saluto le persone che ci seguono. Parto con una premessa. In genere parto sempre con la presentazione degli ospiti. Parto con una premessa prima di presentare gli ospiti, una premessa doverosa perché ne abbiamo parlato anche con le ospiti questa sera sul fatto di che valore aveva il titolo che avevo dato a questo incontro. Un titolo che metteva subito una lettura abbastanza polemica e forse antiquata a questo tema, e questa era una domanda che fu fatta a Nicole Corti, direttrice francese, a Fano alla fine di un corso, quando si aprì un momento di question time, di apertura di chiacchierata con questa grande direttrice. C'è qualche rumore, ma forse se ne andrà. E lei gli fu chiesto cosa voleva dire nella direzione essere una donna, e quindi in qualche maniera la domanda sottintendeva che c'era ancora, o se lei avesse vissuto in un pregiudizio dell'essere donna, e se questo aveva cambiato il suo modo di dirigere. E fu una risposta, quella di Nicole Corti, che colpì tutti perché chiarì con una sola parola il campo, e le disse che quando si fa musica non si è né donne né uomini, ma siamo musicisti. E quindi la domanda provocatoria che dava il titolo dell'incontro di oggi era appunto provocatoria, perché vorremmo riuscire ad andare oltre parlando di musica, e quindi non affrontare tematiche vecchie sulle diversità di carattere o di approccio che c'è del mondo maschile o femminile alla direzione, ma di esperienze di 5 direttrici che hanno fatto, diciamo, già per alcune con una lunga carriera e con grandi risultati, già una loro lunga e lunghissima attività, che questa sera ci presenteranno. E vogliamo presentare anche persone che arrivano anche da percorsi culturali e percorsi anche sociali differenti, perché sappiamo in Italia come è diverso il panorama culturale e quello corale, ma anche quello scolastico. Quindi ve li presento in ordine alfabetico. Partiamo con Mattia Cernitz, che è una direttrice di coro che lavora anche nel mondo della scuola, e che è direttrice di coro che ha raggiunto ottimi risultati sia a livello nazionale che internazionale con un gruppo femminile, che è il suo gruppo femminile. La salutiamo e poi ci racconterà un po' di cose sulla sua storia. Ciao Mattia. Buonasera, ciao, buonasera. Arriva dal Friuli, e poi ci racconterà, ecco, come si vive la coralità in Friuli e soprattutto come si vive nella minoranza slovena che vive in Friuli. Passiamo invece a Maria Dal Bianco. Maria Dal Bianco è stata e è tuttora direttrice
di un gruppo maschile straordinario, un gruppo maschile che fa musica antica, fa canto gregoriano e fa musica contemporanea con progetti molto molto interessanti, il Cenobium Vocale, e ci racconterà la sua esperienza, il suo percorso. Ha avuto anche un'esperienza importante anche di collaborazione con musicologi e con studiosi importanti, e quindi è una vita vissuta proprio per la musica. Nasce come organista, ma poi ci racconterà un po' il suo percorso. Ciao Maria. Grazie Lorenzo, ciao a tutti. Franca Floris invece rappresenta un'altra delle grandi tradizioni corali italiane. Siamo passati dal Friuli al Veneto, ora siamo in Sardegna, e anche lei lavora nel mondo della scuola, ma io conosco Franca da tanti anni, spesso incontrata ad Arezzo a sentire il concorso o a partecipare. Credo che uno dei primi concorsi che ho sentito del suo coro fosse all'Internazionale ad Arezzo. Ha solcato il mondo corale in lungo e largo con tanti tipi di repertori diversi, quindi anche lei ci potrà parlare di come la musica si vive in una regione come la Sardegna, la musica corale, la sua esperienza, anche un'esperienza che si confronta con la scuola. Ciao Franca. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Serena Marino, invece direttrice abruzzese, ha fatto un percorso formativo, anche lei è passata dal canto gregoriano. Vedremo come per certi versi molte delle direttrici che sono qui questa sera abbiano avuto un'esperienza attraverso il canto gregoriano. Poi come cantante si è appassionata alla direzione e ha frequentato la scuola di Arezzo per direttori di coro. Ora sta frequentando il conservatorio per approfondire il tema della vocalità. Dirige vari cori, tra cui il giovanile abruzzese e altri cori che ha diretto e che dirige tuttora. E quindi ciao Serena, ciao, e benvenuta anche a te. Grazie. Ultimo ospite della serata. Avremmo potuto avere tante altre direttrici, perché il panorama del mondo della direzione italiano è veramente grande. Abbiamo parlato di tante persone. Questo posto, come abbiamo detto altre volte, offre la possibilità di avere solo 5 ospiti, e graditissima ospite che chiude questo numero di direttrici è Roberta Paraninfo. Anche lei ha un'esperienza plurima, perché ha lavorato nel mondo della scuola, ha lavorato con cori giovanili, ha lavorato diciamo con varie realtà, tra cui anche l'importantissimo impegno con il coro giovanile italiano. Oggi insegna in conservatorio, ma fa un'attività di promozione della musica corale tra i giovani poderosa, e quindi ringraziamo anche Roberta di essere qua. Grazie a te Lorenzo e ciao a tutti, buonasera. Allora, il tema della serata, come avevo detto, è la musica, e se poi qualcuna di voi vorrà raccontare se c'è qualcosa che in qualche maniera ha sentito nel suo percorso che si sia distinto particolarmente per una tematica che fosse legata al mondo femminile, alla femminilità, a una sensibilità particolare che uno ha sentito, potuto in qualche maniera sentire dentro di sé come un qualcosa che la contraddistingueva dal mondo maschile, lo potrà fare. Però noi parleremo di musica, e quindi vi chiedo, per adesso riprendiamo l'ordine alfabetico, e ci raccontate un po' brevemente qual è l'esperienza, come è nata la passione per la musica, e come e come si svolge adesso la vostra attività. E poi da qui io poi tendenzialmente mi defilo un pochettino. Vorrei lasciare, dopo questo primo giro, la chiacchierata in mano a voi per uno scambio di idee. In questo mi ricollego a Franca, che ha fatto più volte pensato, se ne è parlato più volte, anche ieri nella piccola riunione che abbiamo avuto assieme, di far nascere un gruppo di incontro, di scambio di esperienze nella direzione di coro italiana, con particolare riferimento al mondo femminile. Ecco, diciamo che magari Franca da qua potrà gestire, sarà la regista della serata di questa chiacchierata. Come ti abbiamo promosso regista. No, passo volentieri. No, io condivido. Quindi Mattia, raccontaci un po' il tuo percorso e come nasce la passione per la direzione di coro e per il canto
in una regione comunque molto, molto forte dal punto di vista corale come il Friuli Venezia Giulia. Sì, come hai già detto prima, il Friuli Venezia Giulia è una regione molto ricca e soprattutto il territorio dove io vivo, cioè appunto il territorio dove vive la minoranza slovena, diciamo ha la fortuna di poter capire e usufruire di due di due culture diverse, quella italiana e quella slovena. Nell'ambito corale, appunto, diciamo che siamo molto fortunati come popolazione, come popolo sloveno, di avere delle radici molto profonde. Diciamo che la cultura slovena che è nata più tardi di quella italiana, diciamo, ha cominciato a confermarsi nella seconda metà del XIX secolo, ha avuto un forte riscontro anche nel mondo musicale ed è una cosa veramente radicata in un modo molto profondo nella popolazione slovena, che si tramanda anche e soprattutto con il canto popolare. E difatti io direi che noi già da bambini usiamo cantare tanto, si canta tanto con i cori assolutamente associativi, si canta tanto a scuola e si canta tanto a casa, forse al giorno d'oggi un po' meno di come lo si faceva una volta, però io ho ricordi come già con mia sorella che è un contralto si cantava a due voci così per piacere, per gioco. È vero che c'è un proverbio sloveno che dice che due persone per strada sono già un coro? Qualcosa del genere, avevo Sì, sentito... sì. Sì, due persone che cantano insieme sono già un coro, oppure anche se non puoi essere sloveno se non canti, in questo Bello. sì. Ve la sentite ancora? Io l'ho persa. Insomma. Anch'io. Matteo, ecco, è tornato. Ci siamo? In un coro a voci ci avevo persa bianche per un po'. ecco. Ed è proprio così, dicevo che ho cominciato il mio percorso musicale cantando in un coro a voci bianche da quando avevo 4-5 anni. Diciamo, poi continuando a cantare nel coro del mio paese, ho avuto la prima grande, diciamo, la prima grande sfida e un'esperienza un po' diversa quando sono andata a studiare a Lubiana. E lì diciamo ho conosciuto un altro aspetto musicale e corale. Diciamo che ho potuto affrontare un'esperienza di gran qualità e mi ricollego a quello che hai detto prima, avendo come esempio una grande direttrice che cito tante volte perché diciamo è stata molto importante per la mia formazione. Lei è Ursula e con lei ho cantato nel coro accademico Tone Tomsic di Lubiana, con il quale abbiamo anche vinto il Grand Prix europeo nel 2008. È stata un'esperienza molto forte che mi ha appassionata e non tanto forse perché lei fosse donna, perché proprio in questi giorni ci ho pensato, non ho mai messo diciamo in discussione il fatto che lei come donna potesse essere diciamo una particolarità nel fatto di avere un gran valore artistico, ma più di tutto ho imparato da lei il modo di lavorare, il modo di fare, la sua minuziosità, precisione, il suo impegno, il suo non mollare mai. Diciamo che è stata veramente diciamo, il primo gran esempio di direttore che ho avuto. Brevemente, durante i miei studi a Lubiana ho potuto veramente fare tesoro di tante esperienze, in primis come corista, e poi avendo avuto anche esperienze come, con altri direttori, perché già diciamo 12-13 anni fa si organizzava tanti corsi con direttori esterni, insomma con altri direttori, mi sono appassionata al fatto di poter plasmare un suono con
con le mani, di poterlo costruire, di poterlo rendere vivo e rendere, diciamo, un po' più personale. Ed è quindi da questo punto che ho cominciato e ho intrapreso un po' il percorso anche da direttrice, cominciando con diciamo un coro propedeutico. Avevo bambini dai 5 ai 7 anni. È stata la mia prima esperienza da direttrice, che vabbè, anche da didatta, diciamo, che mi ha dato comunque tanto proprio nella comprensione di un percorso e un'educazione musicale molto naturale, molto sincera e molto anche collegata al corpo e all'anima, se posso dire in questo senso. Poi non dilungandomi troppo, diciamo che la mia esperienza a Lubiana è durata abbastanza, 10-12 anni, in cui ho conosciuto anche altri validi direttori, poi ho frequentato l'Accademia di Musica. Poi diciamo una grande svolta è stata appunto ritornare in Italia proprio nel momento in cui la coralità stava rinascendo, quando veramente da quello che avevo lasciato, che in realtà non conoscevo molto bene, si è sviluppato d'un tratto, appunto, e anche grazie all'esperienza che ho fatto col coro giovanile italiano, appunto diretto da te Lorenzo e da Dario Tabbia, che mi si è aperto un altro mondo di percezione e di concezione del coro. Perché ci tengo a puntualizzare questa cosa? Perché credo che sia stato veramente molto importante nella gradualità, diciamo, della mia crescita. Ho avuto, come ben si sa, insomma, l'esperienza slovena, che è un po' austriaca, un po' più, come dire, non dico seria, ma è molto ordinata, ecco, molto ordinata e molto, Certo. diciamo... Sei arrivata a cantare con me e con Dario e ti sei trovata disordinata, diciamo, tendenzialmente. No, diciamo che la prima prova, che alle 9:01 non cominciava, ero già abbastanza scossa. No, diciamo che ecco, ci tengo a raccontare questa storia perché mi ritengo molto fortunata ad essere cresciuta e ad aver vissuto due esperienze musicali e culturali differenti, ma in realtà molto ricche entrambe. Poi appunto sviluppandomi anch'io come direttrice, ho cercato veramente di trovare una simbiosi fra queste due forze, questi due poteri. Allora, da una parte la disciplina, l'ordine e tutto, e dall'altra parte anche la passione, anche, diciamo, la forte musicalità che sono riuscita a riscoprire anche nella coralità italiana. Quindi ritengo veramente che e lo dico tante volte, che il territorio in cui vivo è veramente molto, molto ricco proprio per questa ragione, perché ci dà un po' ci dà tutti gli elementi con cui poi possiamo ricreare una cultura mista, diciamo. Quindi, diciamo, tu il tuo incontro, il dover valutare tra i due poli, oltre che yin e yang, oltre che maschile e femminile, anche italiano o sloveno. Sì, però adesso è italo-sloveno praticamente. Sì, sì. E invece Maria, poi torniamo a Mattia, invece Maria Dal Bianco, com'è nato il tuo percorso di musicista, di direttore di coro e di studiosa? Allora io ho iniziato semplicemente cantando nel coro della chiesa, perché vivendo in un paese di 7.000 anime c'era una scuola
non ancora indirizzo musicale, anche se poi è diventata fortunatamente una delle prime della provincia di Vicenza, diciamo, però io non avevo goduto di questa possibilità, quindi si parla di qualche anno fa, quindi negli anni 70, la possibilità di cantare, e mi piaceva la musica probabilmente perché è stata una cosa abbastanza istintiva, quella di andare a cantare appunto nel coro della parrocchia. Però nello stesso tempo studiavo pianoforte con un insegnante che era anche diplomata in canto, e quindi forse anche accompagnandola quando cantava, così ho scoperto questo mondo del canto, certamente con repertori ben lontani o insomma diversi da quello che magari ho esplorato poi durante gli anni. E poi ecco, la formazione, a parte questo inizio, è stato in conservatorio, prevalentemente sono stata anche fortunata, nel senso che ho trovato insegnanti di esercitazioni corali preparati, e poi sono emigrata, diciamo così, in altre province per studiare strumento, e lì ho avuto a Verona, ho avuto la fortuna di incontrare dei bravissimi musicisti, organista, compositore, quindi io ho avuto sempre diciamo, rapporti prevalentemente col mondo maschile, tanto per, cioè compositori, organisti che diciamo ancora adesso è aperto, diciamo così, di più l'orizzonte, nel senso che ci sono più organiste, anche molte donne, anche compositrici, ma insomma è un mondo abbastanza così insomma caratterizzato da certe presenze, no? Di qualità, grandissimi maestri. Come organista quindi ho avuto la possibilità, perché mi piaceva molto anche accompagnare i cori del Vicentino, cito i polifonici vicentini di Comparin, il coro di Santo Mio dell'amatissimo Pier Giorgio Righele, la Scuola Cantorum diretta di Malo, diretta da Mario Lanaro, il coro di Giavenale, di Pierdino Tisato, erano tutti cori che partiti inizialmente anche cori belli, Scusa, non ho capito. Dicevo, cori molto belli. Ti è capitato Sì, di accompagnare appunto, i migliori cori appunto. dell'epoca? Ho avuto la fortuna, ecco, poi il mio insegnante al conservatorio era il maestro della cappella di Monteberico, e quindi insomma ho avuto la fortuna di incontrare queste persone. A me piaceva molto suonare e accompagnare, probabilmente anche non so, a volte è una passione, forse la dote forse di accompagnare, insomma mi piaceva molto, quindi mi chiamavano e andavo molto volentieri. Quindi questa è stata la prima esperienza con cori, diciamo così, importanti, formati, con repertori diversi, prevalentemente sacri, però, cioè repertori sacri, ma diciamo è stata una bella esperienza. Poi ho iniziato a insegnare, e anche lì ho sempre cercato di far cantare più che far suonare il flauto. Adesso purtroppo c'è anche questo, sarebbe un punto da approfondire nella didattica, nel senso che condivido l'utilizzo degli strumenti, ma poi conosciamo benissimo la formazione corale, quanto può dare, quanto insomma è importante in questo senso, proprio come formazione anche musicale. E quindi poi da questa esperienza scolastica ho avuto il piccolo coro Rosa di Marzo, che è un coro di voci bianche, attualmente diretto da Eleonora Cornolò. E poi diciamo ho proseguito, io per dire insegno in conservatorio, pratica organistica, organo, canto gregoriano, e varie materie, anche lettura della partitura, quindi pianoforte, eccetera. Però ecco, col canto gregoriano ho avuto la possibilità in 29 anni di insegnamento al Conservatorio di Brescia, adesso sono trasferita da poco a Padova, di lavorare molto anche con i cantanti, quindi proprio perché le insegnanti di canto sentivano così, mi chiedevano di poter diciamo così, lavorare con i cantanti per abituarli
alla polifonia, sappiamo bene insomma che è un mondo particolare, no? Quindi sì. E quindi i cantanti lirici, intendo dire, i cantanti lirici, quindi è stata un po' insomma un'impresa. Comunque annualmente c'erano questi gruppi di 14-15 cantanti e si riusciva a fare qualcosa. Poi nel percorso ho diretto anche la scuola cantorum della cattedrale di Brescia per un periodo, ho collaborato poi diciamo anche con altri gruppi o accompagnandoli eccetera, ma ecco poi diciamo che il coro più diciamo scusami, sì Lorenzo, dimmi pure. No, ti faccio una domanda. Come ti sei avvicinata invece o all'idea o al desiderio, al sogno di far nascere un coro invece solo maschile e particolare, appunto, perché è un coro anche che fa un repertorio ben definito, curato, non un coro maschile che probabilmente come era conosciuto forse anche nelle tue zone, che fa popolare e quindi un po' anche forse di aggregazione. Questo è un coro maschile che fa anche ricerca. Com'è nata questa idea? Allora, diciamo che il coro era già preesistente, un coro popolare che dopo un certo percorso, proprio all'interno diciamo alcuni cantori particolarmente vivaci, avevano così desiderio di trasformare, perché nella nostra zona, ma un po' diciamo in tutto il nord, ecco, c'è questa tradizione del coro popolare anche in tutta Italia, ma diciamo i cori alpini con un certo tipo di repertorio, certo. Ecco, e quindi Malatesta, De Marzi, Paolo Bon e tantissimi altri autori, ecco, molti cori avevano questo tipo di repertorio e era un coro che cantava anche molto bene. Però a un certo punto, si era sentita, avevano sentito la necessità di trasformare e di sviluppare, diciamo, conoscenze anche diverse. In quel momento c'è stato il direttore che aveva avuto, diciamo così, la necessità di chiudere un certo percorso, così mi hanno chiesto, diciamo l'allora presidenza, se mi sentivo di seguire il coro. A quel tempo ero a Torino, insegnavo a Torino, dopo aver fatto Cagliari in Sardegna, Bari, poi ero a Torino, e ci siamo incrociati anche con Daria in tempi non sospetti, nel senso che noi ci conoscevamo appena. Insomma, giusto come colleghi, ma mi sono fermato solo un anno a Torino. E quindi ho accettato questo anche così per senso mi faceva piacere insomma poter dare una mano a questo coro che aveva avuto un bel percorso, aveva avuto bei concorsi, dei bravi maestri. Poi strada facendo ho visto che c'era un terreno fertile ed erano molto anche disponibili, almeno i cantori che erano rimasti e che avevano così desiderio di esplorare il repertorio. E quindi ho iniziato proponendo alcuni percorsi e via via, insomma, è una convivenza di 30 anni, quasi un matrimonio, diciamo. Ecco. Devo dire che negli anni il gruppo è cambiato moltissimo e diciamo, non è che mi segua, è un gruppo di persone insomma, che non sono solo affezionata, ma sono anche grata perché mi seguono, ma soprattutto è un seguire un percorso in modo collaborativo, consapevole, cioè sono cresciuti, oppure c'è stato anche un certo cambiamento all'interno del coro e sono arrivate persone, anche a volte arrivano direttori di coro che vengono a fare delle esperienze e questo naturalmente è molto arricchente, ecco, perché è un reciproco alimentarsi. Ecco. Passiamo a Franca. Il tuo percorso, Franca, ha seguito questo girovagare in giro per il mondo, per l'Italia, come quello di Maria, oppure la cultura corale sarda è già ricchissima di esperienze, quindi ti sei fatto queste esperienze in giro per la Sardegna? Dunque,
Io ho iniziato a cantare molto presto, un po' come tutte noi qua stasera. Penso circa 60 anni fa, insomma, proprio quando ho iniziato a camminare insieme a mia sorella. Però ho fatto un'esperienza molto importante di coralità sarda, ma diversa da quella che si conosce solitamente, perché io sono di Alghero, quindi la tradizione corale algherese è completamente differente da quella sarda, perché è di derivazione catalana, essendo la nostra città, una colonia catalana. Quindi l'incontro poi nell'adolescenza con la musica, le tradizioni della Sardegna è stata veramente una scoperta straordinaria che mi porto dietro come una grande ricchezza, cioè doppiamente lingua minoritaria, lingua tagliata, come immagino sia successo per Matteia. Quindi sono delle esperienze di vita che ti porti dietro e fanno parte anche poi della direzione di un coro di estrazione colta come quello che dirigo io. Così nell'adolescenza ho anche iniziato a studiare canto lirico, non potendo studiare canto corale, che avrei voluto fare invece, perché non avevo una grande passione per la carriera solistica, ma mi interessava veramente cantare nel coro. Contemporaneamente agli studi anche di composizione, diciamo, ha continuato la fortissima passione di canto corale. Mi sono trasferita poi a Nuoro quando avevo 21 anni e ho iniziato ad insegnare. Sono stata chiamata ad insegnare nella scuola anche civica di musica, teoria e solfeggio, e qui ho incontrato un gruppo di ragazzi più o meno della mia età, un po' più grandi, un po' più giovani, che avevano tanta voglia di cantare, quindi abbiamo formato quello che è il complesso vocale di Nuoro. Naturalmente quando l'abbiamo formato io volevo cantare, non avevo nessuna intenzione di dirigere, perché non mi interessava proprio, ma sono stata a torto collo costretta proprio a farlo, perché in quel momento era quella che ne sapeva di più, ma non ne sapevo niente naturalmente, ecco. Una volta che ho finito gli studi in conservatorio ho iniziato a studiare davvero, perché questa costrizione alla direzione è diventata poi una grande passione, unita al canto, perché io ho iniziato con il complesso vocale di Nuoro e cantavo con loro, perché facevamo all'inizio prevalentemente un repertorio madrigalistico che era quasi sconosciuto, insomma, un pochino in tutta Italia. Io però avevo un punto di riferimento che mi portavo dietro da Alghero da bambina, perché in città 1 o 2 volte l'anno veniva a cantare un coro che a me piaceva tantissimo, era il Turritano di Don Sanna da Porto Torres. Infatti io avevo anche deciso che da grande sarei andata a cantare da questo signore, perché mi piaceva molto il coro. Quindi penso di aver azzeccato, insomma, un pochino chi scegliere come modello così da seguire. Così, una volta che il coro aveva iniziato a, come dire, a funzionare, che la macchina insomma andava abbastanza bene, anche meglio delle aspettative, non ero assolutamente soddisfatta di quello che facevo, perché sapevo di non sapere e di non saper fare assolutamente, cioè, mi mancava tanto tutto. Poi ci sono stati degli incontri che hanno veramente cambiato, hanno dato una svolta a questa passione, perché era ed è rimasta una passione, non una professione. Io sono un'insegnante e la scuola, il mio lavoro è la scuola. Questa è veramente, anche la scuola è una passione, ma questa è la passione, ecco. Ci sono stati 2 incontri, 3. Il canto gregoriano in primis. Il canto gregoriano è stata una rivelazione, grazie a un
a un amico direttore, Tonino Dell'Ittala, che era più grande di me, più esperto, mi aveva detto: perché non vieni a Cremona a sentire un po' le lezioni? Ho seguito le lezioni di Cremona per 10 anni, cioè in un caldo soffocante a luglio. Beh, Maria se lo ricorderà, sì, insomma, infatti. soffocante. Si andava, si sudava esatto, con allevamenti di nomi zanzare. grandissimi, naturalmente, Agustoni, Albarosa, Gesch, insomma, era proprio nel periodo anche d'oro, se così si può chiamare, si può definire. Ecco, i corsi di canto gregoriano mi hanno anche permesso di incontrare una persona che è rimasta la persona fondamentale per la mia formazione, che si chiamava Pier Giorgio Rigele. Io ho frequentato tantissimo Vicenza, avevo quasi la cittadinanza onoraria di Malo, distinguevo anche i vari dialetti, ho cantato tanto con quel meraviglioso... Sì, adesso ci ho perso un po' la mano, però sì. Però sì, è stata un'esperienza travolgente quella dell'incontro con Pier Giorgio, e cantare soprattutto. Ecco, è stata una grande palestra, una grande scuola per me quella. E poi l'incontro con Jürgen Jürgens, un grandissimo della coralità europea, che veramente mi ha, come dire, instradato anche verso determinate scelte, che sono prevalentemente quelle della musica antica e anche della musica romantica, insomma. Niente, devo dire che in tutto questo, in tutta questa lunga vita, perché noi abbiamo festeggiato senza festeggiare, perché non festeggiamo, se non cantando tra di noi, 35 anni di Complesso Vocale di Nuoro, e ci sono questi pazzi che mi seguono, ancora ce ne sono dalla fondazione, resistiamo, ci sono anche molti giovani, devo dire, c'è sempre un grande ricambio, ma c'è anche sempre uno zoccolo duro che rimane, nonostante tutto, nonostante le mie crisi, che sono costanti, che ne so, ogni volta che andavo a frequentare un corso, tornavo con un nuovo problema, quindi dicevo: ragazzi, io ho dei problemi, quindi voi avete dei problemi, noi abbiamo dei problemi e dobbiamo cercare di risolverli. Non è cambiato niente, siamo ancora così. Devo dire che il Complesso Vocale di Nuoro mi dà la possibilità di provare tantissimo, di sperimentare, sia per quanto riguarda i generi, ma anche appunto di lavorare solo con i maschi, solo con le donne, solo con dei piccoli gruppi, con dei solisti. Abbiamo sempre avuto fino a qualche anno fa le voci bianche, le voci giovanili. Adesso tutto non è possibile, perché io ho anche il coro a scuola, che mi dà, ovviamente, mi impegna tantissimo, e come sapete gli insegnanti delle scuole medie lavorano tutti i giorni, non hanno la possibilità di riposarsi durante la settimana, quindi niente, questa è la mia esperienza, è un'esperienza molto, molto ricca, molto gratificante, umanamente e anche dal punto di vista artistico, niente di più, insomma. Hai fatto alcuni nomi che sono un po' la storia della coralità italiana di quegli anni, la storia della coralità italiana di sempre, come Don Antonio Sanna e anche Pier Giorgio Rigile. È bello come poi alcune figure uniscano le persone, perché penso che prima Maria diceva che aveva suonato l'organo accompagnando il coro di Pier Giorgio, tu l'hai conosciuto, cioè penso collaborato, penso che sia stato invitato in Sardegna a tenere corsi per anni, mi sembra. Certo, certamente. Io l'ho conosciuto nella scuola di Arezzo, perché lui fu chiamato, dopo aver vinto tante volte il concorso di Arezzo, fu chiamato a insegnare nella scuola di Arezzo, e ha insegnato 1 anno e mezzo, perché poi dopo poi è morto, ha avuto questa scomparsa prematura. E un altro punto d'unione sicuramente, in cui almeno io ho visto sia Maria che Franca, e negli anni successivi nei concorsi andarsi a giocare
dei premi o anche venire soltanto a sentirlo, ho visto poi apparire sia Roberta che anche Serena che anche Mattei. È bello che ci siano in Italia, un po' nel mondo, certo, persone che sono comunque dei punti di riferimento un po' per tutti, e poi dei luoghi speciali in cui si fa musica. Sicuramente la regione da cui arrivi è un luogo speciale dove si fa musica. Passo la parola a Serena Marino, che invece ci propone un'esperienza dove sì, il canto popolare è importante, come forse nell'arco alpino, forse anche forte come quello dell'ambito sloveno o di ambito sardo, però la tradizione corale abruzzese è un po' diversa, anche se ad esempio anche lì sicuramente io ad esempio quando ho conosciuto Don Antonio Sanna l'ho conosciuto a Pescara, dove si facevano ogni anno a settembre un festival in cui, sì. in cui venivano diciamo invitati i migliori cori. Io cantavo all'epoca nel coro Corradini e mi ricordo che Don Sanna ci fece cantare tutti assieme Richte mich Gott di Mendelssohn, e questa manifestazione si svolgeva ogni anno a Pescara, poi penso sia fallita, però quindi anche l'Abruzzo ha avuto dei luoghi importanti, e tu proprio vieni da Pescara, mi sembra. Sì. Raccontaci un po' come è nata la tua esperienza. Cerco di essere sintetica. Anche tu legata, credo a un grande, penso anche del gregoriano, forse anche tu hai conosciuto persone dell'ambito della musica gregoriana, o hai fatto comunque questa esperienza? Sì. Vabbè, io oltre che a cominciare con il coro di voci bianchi della chiesa, che peraltro era obbligatorio per tutti i bambini che facevano il catechismo, Bello. però Bel modo. Bello. Tremendo. Però ho avuto la grande bello tremendo. No, tutte e due. La grande rivelazione l'ho avuta negli anni del liceo, perché il mio professore di religione era un sacerdote ed era il direttore del coro della cattedrale di Pescara, che all'epoca era il coro diocesano. E quindi lui, stando a scuola, ovviamente faceva incetta di ragazzi di liceali e di universitari e portarsi al coro. Infatti era un coro giovanile praticamente, e là diciamo è stato l'inizio di tutto, anche perché era un coro diocesano, quindi facevamo le funzioni legate ai pontificali, no? Però sempre con musiche di grandi autori, e poi questo coro è finito per motivi. Contemporaneamente io ho avuto l'approccio allo strumento, che è la chitarra, che poi ho smesso per altri motivi, e vabbè, non sto qua a raccontare queste cose. E da quel coro della cattedrale poi sono passata a cantare a vari cori della mia città, principalmente uno dove ho incontrato persone molto importanti della mia vita, e anche grazie alla conoscenza di queste persone ho potuto raggiungere il coro giovane italiano con Lorenzo Donati e Dario Tabbia, e lì c'è stata la grande apertura verso il mondo corale nazionale e internazionale. Contemporaneamente a questo, come dicevi, ho iniziato a cantare anche con la scuola gregoriana per Giorgio Rigele, appunto intitolata al grande maestro, che è stato un incontro molto importante per me, intanto perché le persone che ci cantavano, che ci cantano ancora, erano legatissime a Rigele, e come diceva Franca, come diceva, riportano sempre l'esperienza straordinaria con Rigele. E non solo, perché questo coro era stato fondato da Tito Molisani e l'aveva condotto per molto tempo. È stato un coro che ha vinto tanti premi anche ad Arezzo. Io non c'ero allora, era più di 20 anni fa, credo. Però le persone sono rimaste e ho imparato molte cose del gregoriano. Ho conosciuto lì Elena Vadori, che ha un'esperienza in semiologia straordinaria, e ho potuto apprendere veramente la sostanza del gregoriano pura. È stato un approccio chiaramente legato alla parte interpretativa esecutiva. Non è che abbia fatto degli studi specifici, non sono un'esperta, però ho potuto toccare con mano sicuramente il gregoriano, e molto da vicino. E poi l'esperienza cantando con molti cori, con moltissimi cori, ma quella più grande rimane quella col coro giovanile italiano, dal quale poi
si è aperto il mondo della direzione di coro, perché come me anche Mateia e moltissimi altri del nostro gruppo poi sono approdati alla direzione tramite le scuole di direzione che ci sono in Italia, in particolare quella diretta da Lorenzo ed altre. Questo lo dico perché in quegli anni il direttore del coro con cui cantavo principalmente mi lasciò un po' le cose in mano perché si trasferì all'estero, quindi a un certo punto ho sentito per forza l'esigenza di dover studiare direzione. E ho avuto questa grande esperienza ad Arezzo, dove ho incontrato anche Nicole Cortì. Io poi vorrei dire qualcosa su di lei perché credo che meriti in questo argomento stasera più che altro. Ho avuto la possibilità di incontrare Ursula, cantare per qualche tempo nel suo attuale coro, che tra l'altro lei dirige con suo marito, quindi è un grandissimo esempio di confronto e di rapporto tra la direzione di un uomo e la direzione di una donna, che sono anche moglie e marito, quindi è molto interessante questa cosa qui. Direzione a quattro mani. Esatto, sì. E niente, poi dal coro giovanile italiano, poi l'ho proseguito anche con Roberta Paraninfo, chiaramente nel biennio successivo, e da qua sono passata a dirigere il coro giovanile d'Abruzzo in una condizione in cui in Abruzzo c'erano state esperienze di coro regionale, ma mai di coro giovanile. Qualcuno ha deciso di farmi fare questa esperienza bellissima che ho avuto col coro regionale, che continua ancora oggi, seppur tra tante difficoltà, ma è stata l'esperienza, credo, per me come direttore più grande che io ho avuto. Veramente là mi sono formata come direttore e ho cercato di riportare in questo coro quello che è un po' il format di Feniarco che ha con il coro giovanile italiano, cioè la struttura delle prove, il management, la logistica che io ho potuto vivere dall'interno nel coro giovanile italiano, e quindi cerco sempre di prendere questo come modello, e devo dire che ha funzionato moltissimo, mi ha aiutato moltissimo questa esperienza con il giovanile italiano nella conduzione del coro regionale giovanile. Ecco. E poi oggi dirigo altri cori, ho avuto un'esperienza con un piccolo ensemble femminile, anche là un'esperienza che mi ha messo tanto alla prova, sì. Oggi dirigo altri cori. Faccio il cattivo. Ti ha messo alla prova perché erano donne oppure... Anche perché erano donne, sì. Chi dirige i cori femminili. Allora, questo gruppo, diciamo così, era abbastanza piccolo ed era formato da tutte cantanti professioniste. Intendo Ok, cantanti... allora il problema non è che sono donne, sono i cantanti professionisti. No, loro sono bravissime, sono cantanti di teatro, però è chiaro che hanno un approccio corale un po' diverso da quello che E in più, certo, erano un gruppo di donne, non è sempre facile gestire i rapporti tra le donne. Nel coro femminile, secondo me, chi ha i cori maschili ha meno problemi in quel senso. Però no, è stata un'esperienza che mi ha messo alla prova tantissimo, perché è stato uno dei primi cori che ho diretto. Oggi dirigo altri cori, un coro che ho fondato io in seguito all'esperienza col coro regionale, altri cori, insomma. Canto con il gruppo di Lorenzo, con Ut, abbiamo avuto moltissime esperienze insieme, quella del Gran Premio, tanti concorsi in tutta l'Europa. Anche il Gran Premio europeo, soprattutto. Sì. Grazie, e poi, grazie. Sì, un'ultima cosa, io credo che una grande parte della mia formazione come direttore l'ho vissuta soprattutto da corista, per le tante cose insomma, grandi cose, grandi persone che ho incontrato in questo percorso, ma come dicevo, rispetto al Grand Prix, no?
anche la partecipazione a tanti concorsi è anche importante, anche vedere come ci si approccia ad un concorso, per esempio il Grand Prix, che è il più importante al mondo, ti fa capire tante cose che poi cerchi di riportare nel coro che dirigi, sicuramente sì. Bello. Sì, ti ringrazio anche perché diciamo, la settimana scorsa abbiamo parlato proprio di concorsi, non è stato citato il tema del Gran Premio Europeo, anche se c'erano alcuni rappresentanti del Gran Premio Europeo come Tour, come Arezzo, come Gorizia, che per tanti anni c'è stato. La cosa che dice è molto interessante perché ci fa capire comunque che anche quando si ha coristi come te o come Mattia, cioè coristi che hanno fatto esperienze importanti già assieme e sono coristi di grandi qualità, però poi per alcuni progetti, per riuscire a toccare il massimo, serve anche una strategia proprio musicale, organizzativa, assolutamente sì. Anche di coraggio, che non è semplice a volte da trovare. Quel coraggio che sicuramente ha avuto Roberta, perché io Roberta negli ultimi anni l'ho vista partecipare a migliaia di concorsi, quasi sempre con risultati straordinari. Ad Arezzo, quando è arrivata, ha sempre fatto cose molto interessanti e anche, diciamo, partendo da un'esperienza però che quando l'hai raccontata, Roberta, è stata un'esperienza comunque partita quasi per gioco, anche per te, almeno per quello che sapevo che avevi raccontato di questo gruppo, di questi 5 petali che sono nati da un'esperienza scolastica, è poi venuto fuori da un seme così piccolo, un'accademia che unisce ragazzi da Genova per fare progetti artistici di altissimo livello. Quindi raccontaci un po' anche il tuo percorso, se ti fa piacere. Grazie, beh, ma i 5 petali posso rubarla per sempre adesso quando parlerò del Genova Vocal Ensemble, bellissimo. È vero, dici bene, effettivamente ho iniziato a dirigere perché mi sono trovata queste piccole bambine, non ero in un ambito scolastico effettivamente, perché in quegli anni lì, esattamente 30 anni fa, ero maestra di scuola Yamaha, che è un corso di studi, sì, un corso appunto inventato dalla Yamaha Foundation, che veramente è un corso di studio musicale molto interessante. Comunque dirigevo effettivamente tutti questi ensemble, sia strumentali che vocali all'interno della scuola Yamaha, finché sono state questi primi 5 petali che sono venuti da me a dirmi, avevano tra i 4 e i 6 anni, Roby, noi vogliamo solo cantare. E ok, volete solo cantare? Va bene, venite da questa parte, cantiamo. E ho iniziato a farle cantare, erano 5, appunto tra i 4 e i 6 anni, e nel breve tempo hanno iniziato a cantare a 3 voci. Allora sono andata dall'allora mio maestro di coro, che è Francesco Lambertini, che se non lo conoscete dovete conoscerlo perché è stata una delle figure più importanti della mia vita, e gli ho detto: cosa faccio? Queste cantano bene, che cosa faccio adesso? Cantavo ancora solo nel coro, mi ha dato qualche dritta, mi ha dato i primi repertori a 3 voci, il primo brano di Piero Caraba, che è rimasto uno dei pilastri di questa formazione. Insomma, da allora è sempre stato così, cioè rendermi conto che stavano crescendo e che quindi io dovevo correre in avanti a prepararmi per portarle avanti, perché erano sempre più brave e quindi io avevo l'esigenza di crescere per farle crescere, ecco. E quindi sì, infatti è andata così. Poi da lì è stato un rotolare di crescita non solo del Genova Vocal Ensemble, che quest'anno compie appunto 25 anni dalla sua fondazione ufficiale, diciamo, e che contiene ancora questi 5 petali iniziali, ai quali poi si sono aggiunti altri, con un po' di ricambio, ma questo gruppo fondamentale è rimasto, ed è diventato un gruppo per il quale posso dire con orgoglio ha superato il maestro. Cioè, fra di noi adesso c'è un livello, non dico paritario, ma nel senso che loro sono più di me, e ancora adesso, se voglio poter dire qualche cosa a loro, devo correre molto più avanti, per cui la mia formazione chiedi il permesso. Sì, non si è mai interrotta, cioè io sono in continua formazione.
Però ecco, poi gli altri cori sono nati dall'esigenza, una volta usciti con loro dalla scuola Yamaha, è stata l'esigenza di dare una casa, no? E anche creare un percorso formativo in cui credevo, devo dire anche grazie ad Andrea Basevi, che è mio conterraneo, che all'inizio mi ha chiamato a dirigere diversi cori scolastici e poi un giorno ho detto ok, no, fermi tutti, facciamo un'unica casetta e creiamo un percorso formativo dal coro di Voci Bianche a crescere in avanti, nato appunto all'inizio intorno al Genova Vocal Ensemble, ma che ora da già 3 generazioni conta il coro di Voci Bianche, il coro giovanile a voci pari, appunto ancora con i maschi in crescita, diciamo ancora vicino allo sviluppo, e poi il coro misto e il Genova Vocal Ensemble, e di generazione in generazione cresciamo così. Questa è la mia creatura, diciamo, però che mi ha permesso di crescere, no? Perché non posso dire, cioè in tutte le formazioni, tutte le esperienze che ho avuto mi stanno facendo crescere e credo ancora di avere molto da crescere, da imparare, da sviluppare per poter essere all'altezza della conduzione di questi gruppi. Ma solo una cosa forse volevo raccontare quando chiedevi, Lorenzo, un po' qual è la nostra storia. Una piccola storia, perché la mia più grande formazione l'ho avuta da 0 a 4 anni, perché avevo un padre medico di mestiere, però pianista e musicista, diciamo, eccezionale, che ha cresciuto me e mia sorella a pane e musica, classica e jazz, ma era lo stile in cui ci ha fatto crescere che è stato particolare, è stato inconsapevolmente uno dei perfetti maestri, perché ci cantava tutto col nome delle note, metteva sui dischi, quelli in vinile, cantava tutto col nome delle note, mimava gli strumenti d'orchestra per raccontare l'orchestra e quindi anche a volte cantando poi uno strumento passando all'altro quando cambiavano la funzione all'interno della partitura, e quindi ci ha introdotto alla direzione d'orchestra e al canto di tutto quanto, anche altro che domobile, insomma, quindi il sviluppo dell'orecchio melodico, armonico, e ci ha insegnato a leggere una partitura d'orchestra nel Bignami prima che noi sapessimo leggere e scrivere. Quindi questo è stato il mio imprinting, e a sentire i racconti appunto dei miei genitori, di mia madre che guardava questa situazione, e noi siamo sempre, poi io l'ho continuata come strada, mia sorella no perché ha fatto altro, però la stessa musicalità l'abbiamo tutte e due, e questa è rimasta per me la formazione più grande, la formazione più importante, ed è per questa ragione che io ho sempre creduto fondamentale iniziare la musica da piccoli, e in questo modo inconsapevole, che chiaramente se non si può fare in famiglia bisogna farlo a scuola, nei gruppi classe, non nel coro extracurricolare, no? Cioè perché diventi un'abitudine, un habitus, che non deve essere la cosa eccezionale, ma deve essere la vita. Certo, la norma. E questi semini chiaramente, se si possono gettare nell'ambito familiare, danno frutti certi, però anche a scuola è assolutamente importante. In questo io ho sempre veramente portato avanti fortemente. Quindi questa è stata la prima. Bellissime queste 5 esperienze. Bellissime queste 5 esperienze. E mi collego a questa cosa che dici, Roberta, per lanciarvi qualche altro argomento su cui magari ora vi lascio libera anche di parlare senza un ordine di intervento, ognuna che vuol dire qualcosa. Un tema che avete toccato tutte è stato quello del come è nata questa passione per il canto, e diciamo da chi l'ha avuta nell'esperienza del canto della parrocchia, o un po' forzato o meno forzato, però che ha avuto un'esperienza comunque musicale dentro l'ambiente liturgico, a chi l'ha vissuto in casa, a chi magari per tradizione l'ho vissuto nella propria area geografica e sociale, perché il coro e il canto fa parte proprio della cultura.
tu avete messo in risalto il fattore proprio dei primi momenti dell'infanzia e non neanche adolescenza, dell'infanzia in cui si può crescere questa passione, è da qui che poi è nata un desiderio di approfondimento, perché quando Frank che volevo imparare a cantare il canto del coro e non il canto lirico, vuol dire che gli era nato dentro un amore per quel tipo di suono, per quel tipo di azione, anche di fare musica insieme. E un'altra cosa molto interessante che avete toccato tutte è la determinazione, e su questo potrebbe essere anche una cosa interessante, che poteste approfondire il tema della determinazione, anche perché, come citavo, e forse Serena magari vorrà parlare anche di questo, proprio Nicole Corti in questa discussione, che poi quando approfondiva il tema dell'essere donna alla direzione, parlava del fatto che lei, diciamo, nella sua attività come docente si era trovata a dover aiutare alcune ragazze, perché pur avendo parlava di avevano una vita più difficile, perché avevano, diciamo, per ragioni culturali o sociali, pensare anche ad altre cose, diciamo, della vita quotidiana di un giorno. E quindi penso anche parlare di che determinazione deve avere un direttore per portare avanti i suoi progetti, e forse anche che determinazione o di costantemente. Interessante, perché un po' tutti avete toccato il tema del rinnovamento, cioè del fatto che il coro è un continuo rigenerare, in qualche maniera un nido che rimane sempre quello, ma c'ha comunque diciamo, delle nidate nuove, perché gli anni di 30 anni di un coro e 25 di un altro, e questi figli, questi ragazzini, questi stellini che cantano, a volte cresce, li vede volare via oppure li vede lasciare, quindi ci vuole determinare capacità di adattamento a situazioni di rinnovamento. Mi piacerebbe che toccassimo questo Lorenzo, aspetto. non ti sento bene io. Anch'io ho qualche problema, sento scatti, diciamo. Sì. Ah, ok. Sente poco. Allora ve lo dico tre parole: determinazione, rinnovamento del repertorio, di tutto, e l'altro tema invece era come cresce nella musica da piccoli, come si aiutano, come si può crescere con questa idea da piccoli. Però la cosa più importante è la determinazione che ci vuole dirigere un coro. Sì, ci vuole una visione, ci vuole una luce che si vede là e che si comincia a, diciamo, e si comincia a stare in quella strada dando una direzione. Per me il verbo dirigere, la prima associazione è dare una direzione, e la direzione significa una responsabilità, una presa di responsabilità, no? Dire: io vedo la luce laggiù, credo che questa sia quella adatta per il mio gruppo e vado. E vado percorrendola e portando il mio gruppo in questa direzione. La determinazione porta anche in sé però la capacità di adattamento, no? Perché non sempre la direzione che si sta dando è perfetta per sempre, diciamo, no? Può richiedere delle variazioni di percorso, può richiedere un ripensamento, quindi la capacità di riadattarsi e di riflettere sulle proprie scelte contribuiscono a mantenere sulla strada verso quella luce. Quindi io vedo questo. Poi certo, determinazione significa anche non abbattersi, non accettare di sbagliare, accettare i propri errori e saperli trasformare.
determinazione significa anche saper ascoltare e del proprio gruppo e tenere sempre il polso, diciamo, del gruppo, cercare di tenere il polso del gruppo in modo da essere capaci non di pensare, di dirigere secondo le proprie necessità, no? Ma sempre tenendo presente chi si ha davanti. Se un gruppo, se tutti voi dirigiamo più di un gruppo e non ce n'è uno uguale all'altro, no? Mai. Anche se tu continui a formare cori di voci bianche, per esempio, no? O dici, vabbè, il percorso del coro di voci bianche sarà più o meno simile, mai, no? E così per ogni gruppo. Cosa vuol dire? Che è importante la persona che c'è davanti, quindi determinazione a guardare chi ho davanti e che devo far crescere, determinazione a essere, a dare una direzione e mai abbattersi, insomma, ma sempre cercare di crescere. Sì, condivido. Determinazione anche... Bello. Determinazione anche nella costanza, nella pazienza, nel saper ascoltare, nel saper, appunto, come diceva giustamente Roberta, capire chi hai davanti e che cosa vuoi da quelli che hai davanti e che cosa tu puoi dare a quelli che hai davanti. A volte, ne so, quando io ero molto giovane, naturalmente ero anche presuntuosa in questo senso, cioè cercare di fare qualcosa che non era all'altezza, non del gruppo, non era alla mia altezza, ma questo lo capisci anche con l'esperienza. Allora, una volta che capisci che devi, come dire, trovare un punto di incontro fra quello che è il coro, il gruppo che hai davanti e fra quelle che sono le tue capacità e le tue conoscenze, cioè non cercare di superare, di pensare di superare questa fase. Allora si arriva, come dire, a questo punto di incontro che ti allarga gli orizzonti e ti permette anche di accettare dei risultati che magari non sono come vorresti fossero, ma che sono straordinari proprio perché, per esempio, hai davanti un gruppo molto eterogeneo di voci diversissime che magari hai contribuito a tirar fuori in qualche maniera, a volte anche costruito quasi dal niente, ma non perché il niente era, cioè il tutto era dentro, bisognava cavarlo fuori. Secondo me è un percorso straordinario che mi ha insegnato a scegliere non fra le voci, certo, se uno ha una bella voce, accidenti, ma fra i cervelli. Io sono felice dei miei cantori perché i miei cantori sono tutte persone con un cervello straordinario e guarda caso riescono anche a cantare molto bene, per come la vedo io naturalmente. E parliamo sempre di un gruppo di dilettanti, perché io ho sempre lavorato quindi tu esclusivamente con cori di dilettanti, ma che si dilettano. Fai l'audizione attitudinale prima di entrare. Sì, ma diciamo che io solitamente li metto in mezzo da subito. E guarda, e in genere quando arriva una persona nuova non riesco, dico vabbè, mi comporto, non ci riesco. Dopo 2 minuti mi sono dimenticata e succede questo, che se ritorna è fatta, se non ritorna capisci che non era fatto per il nostro coro, perché magari il programma era, mi dicono, ma tu perché quando viene qualcuno che magari ha anche una bella voce fai sempre questi programmi strani, difficili? Battesimo di fuoco. Perché deve sapere, sì. E rimangono pochi, ma quelli che rimangono sono garantiti, insomma, questo sì. Però ripeto, a me piace avere a che fare con persone che mi criticano, perché no? E magari ci litigo anche, però non con cantori che accettano qualsiasi cosa, come imbuti. Certamente. Beh sì, certo, anch'io condivido naturalmente
il pensiero di Franca, Roberta. Ecco, credo moltissimo nella progettualità. Ecco, Roberta parlava della luce, che è una bellissima immagine, che effettivamente è così, una luce che si cerca, a volte non è sempre luminosa la strada, no? A volte è più tormentata, magari è una questione personale o caratteriale, a volte no? Di ricerca più o meno serena, ma più che serena, diciamo così, un po' tormentata, perché magari avresti l'idea, il desiderio di realizzare appunto quel progetto in un determinato modo, e ogni tanto è bene fermarsi e vedere se i limiti realmente sono magari pensati verso il coro, oppure sono limiti personali o di pretese magari personali, e quindi è un continuo, credo che non ci sia un mese uguale all'altro, no? È un continuo rivedersi, approfondire, ecco. E questa penso che la passione, la determinazione arrivi anche da una grandissima passione, da una forza che ti dà la passione e il desiderio proprio, non è inspiegabile, ma non è possibile, ecco, è irrinunciabile. Ecco, poi mettere da parte per qualche ora perché ci sono necessità diverse, ma non è possibile mettere da parte, quindi è proprio una determinazione che arriva dall'entusiasmo, dalla passione, del desiderio di andare avanti. Però ecco, credo che una cosa importante, appunto, chiamiamola luce, chiamiamola in altro modo, sia la progettualità, cioè il progetto, che può essere un concerto, che può essere un periodo della vita del coro, può essere anche un momento di rinnovamento. Quindi forse, ecco, parlando del mio gruppo stabile, il cenobio vocale, appunto, per questa continua trasformazione anche di programmi, di repertori, credo che sì, la convivenza non sia sempre facile, no? in tanto tempo di vita vissuta insieme, ma la soddisfazione è quella di riuscire comunque a trovare il modo per uscirne bene insieme. Ecco, questa è una soddisfazione, bene, insomma, nel miglior modo possibile musicalmente e anche umanamente, perché naturalmente va di pari passo questo. La serenità si conquista, non è sicuramente una partenza, un punto di partenza, no? Soprattutto, insomma, ripeto, in lunghe convivenze. Quindi è necessario trasformarsi pur nella determinazione e nella condivisione, quello sicuramente. Penso che sia così. Verissimo, verissimo. Beh, anch'io vorrei ricollegarmi a quello che è stato detto già da tutte voi praticamente, dalla progettualità alla luce, all'avere un piano. Diciamo, io ho cominciato col mio coro femminile Vodecianesia, con il quale diciamo ho raggiunto traguardi veramente molto importanti. Il gruppo è cominciato un po', mi ricordava, come diceva Roberta, non avevano da 4 a 6 anni, erano un po' più grandi, però erano in 6, e da quel coro man mano poi ogni anno è cresciuto un po', da prima fino a 8, poi a 10, a 15. Quello che voglio dire è che all'inizio anch'io, come ha detto Roberta, come ha detto Franca, sono cresciuta con loro e ho sentito proprio la necessità di riuscire, di voler dare loro il livello del direttore che si meritavano, ed è stata questa anche una grande spinta, una grande motivazione per studiare direzione. Quindi all'inizio diciamo la mia luce era un po' il sistema che ho imparato in Slovenia, che sono i concorsi, in cui circa una volta all'anno devi confrontarti a un concorso. Allora ne facevamo 1, 2 o anche 3 all'anno. Diciamo il coro è cresciuto, poi si è formato, ha raggiunto diciamo uno status e si è presentato in molte vetrine importanti, sia italiane che slovene che europee.
E di lì, diciamo, quando ho raggiunto veramente esperienze importanti, e come mi ricollego a quello che ho detto prima Serena, anche potendole prima capire come corista, potendo vedere come funziona un concorso dietro le quinte, potendo vedere come il mio direttore si preparava e come reagiva magari a delle situazioni inaspettate, beh, anche lì sono cresciuta tantissimo. Arrivando al punto di voler creare un'altra, cioè qualcosa di nuovo, non solo partecipare ai concorsi, ma, e mi ricollego a quello che ha detto Maria, di progettare, di fare dei progetti. E devo dire che in questo senso sono cresciuta molto, cioè ho imparato tantissimo anche, che prima non ho nominato, al Conservatorio di Trento dove ho studiato direzione, ho fatto il biennio di direzione proprio con Lorenzo. La materia che si chiama repertorio, praticamente per questa materia dovevamo preparare un progetto che all'inizio pensavo... non sono riuscita bene a capire subito cosa voleva da me, ma mi ha spronato veramente un altro tipo di pensiero creativo, cioè crei non solo un progetto tematico, o un progetto monografico, ma cerchi di veramente di creare non solo un concerto corale, ma un evento, ed è quello che ho cercato di fare negli ultimi anni anche con il mio coro femminile, ricollegandomi a quello che ha detto Franca, che non sono solo coriste, ma sono delle intellettuali che io stimo molto e che cerco sempre di rendere attive anche durante i nostri progetti. E proprio quest'anno, festeggiando il 15° anniversario del coro, abbiamo creato un concerto corale teatrale, includendo anche danza, oltre alla musica vocale e strumentale. Però diciamo che negli ultimi anni mi è stato veramente molto caro riuscire a presentare un concetto di programma di un concerto originale e che uscisse solo dal canone corale, nel modo classico, diciamo. Questa è una cosa, devo dire, che in molti stanno portando avanti, è stata anche una ricerca. Io, forse alcuni di noi almeno hanno vissuto le rassegne corali di tanti fa, in cui c'era dei programmi putpurri, in cui avevi da Ileve Lebon a Sicut Cerbus fino allo Spiritual. E invece questa è una cosa, penso, importantissima, su cui non solo io, ma tanti anche docenti hanno lavorato, sul cercare di far capire ai musicisti, ai giovani musicisti, che un progetto musicale non è soltanto la qualità della performance, ma anche la qualità del progetto complessivo. Sì. Secondo me è determinante e fa la differenza proprio. Sì. Molto importante, sì, se no io non so, ogni tanto banalizzo, dico sembrano dei coriandoli messi lì casualmente, no? Dei brani, così, di coriandoli colorati, senza nessuna certo. articolazione, nessun legato, no? Nessun fraseggio, ecco, tra i brani. Credo che tra le prime regioni a chiedere la progettualità sia stata proprio il Friuli Venezia Giulia con quegli incontri e dove veniva chiesto, ricordo il bravissimo Franco Colussi, il professore Colussi, che era presidente al tempo, e ci teneva tantissimo a questo, cioè ci teneva tutta la federazione, ci teneva, e lui era presidente, quindi lui, essendo anche preparatissimo musicologo, dava grande importanza al progetto anche di musicologia, di musica, diciamo così, storica, rinascimentale. È stata una grande lezione che poi fortunatamente è stata copiata anche con le dovute trasformazioni dalle varie associazioni corali, anche dai concorsi, per esempio. Vittorio Veneto, certo. È una cosa che io ho apprezzato sempre moltissimo, perché infatti. fare un progetto per un concorso ti mette in gioco in una maniera molto bella. Certo. Stimola la creatività. È la parte
Certo, ma è anche la parte più importante, è la parte più ma importante anche secondo lo me. stesso coro, lo Sì. stesso corista, diciamo naturalmente vedendo nascere e crescere questo progetto, è dentro in un altro modo che non girare la pagina e andare da una parte all'altra. Così. Cioè, è logico che si sente molto più coinvolto, e anche poi è un momento di crescita, perché si condivide insomma un momento storico, o una monografia, o insomma diventa veramente determinante. Ecco. Poi Sì, interessante un tema, sì, certo. a volte questo fa anche aprire, tra virgolette, le porte. Noi cerchiamo sempre naturalmente di tenere le porte aperte tutti, no? Con i nostri cori, però le porte realmente aperte, cioè ad altri cori, e così nascono anche delle collaborazioni. Io ho visto preziose collaborazioni anche con l'ensemble Le Rose diretta da Joseph Borgo, ma altre collaborazioni con altri cori importanti. Così, in questo modo nascono veramente dei progetti magari prima non pensati, no? Ecco, invece così, cioè, condividendo progetti magari allargati, diventa veramente molto arricchente, ecco, per tutti, e si vive diciamo più intensamente, anche arricchendosi di esperienze altrui, quindi che questa è un'esperienza importante. Bellissimo. Ciao Lorenzo, bentornato. Grazie. C'era Serena che voleva dire qualcosa? Sì. Ho avuto un attimo di internet, faccio l'incluso. Volevo sapere, Serena voleva dire qualcosa. Serena, mi senti? Sì, su Nicole Volevi dire qualcosa su Nicole Corti? Sì, perché dato che tu ci hai chiesto della determinazione, e premesso che tutto quello che è stato già detto è ovviamente condivisibile e indispensabile, però certo, Nicole Corti prima di parlare di questo ci ha sempre parlato, e con una particolare cura, della determinazione che invece un direttore, che sia uomo o sia donna, dovrebbe avere interiormente, diciamo come fatto alla base, non come determinazione che poi si traduce per forza in azioni, ecco. Io credo che è straordinario come lei ci tenga ad insegnare certe cose, e quello che mi ha colpito è stato quando per farci capire questo argomento, quanto è importante nella nostra interiorità avere la coscienza di chi siamo e che cosa siamo e che cosa vogliamo fare, e questo lei lo ha sempre riassunto con una sola parola, che lei chiamava il saper essere. Il saper essere, ecco, anche per ricollegarci magari all'argomento originario di questa serata, il saper essere le due entità che viviamo all'interno, perché è chiaro che ognuno all'interno ha la sua parte femminile e la sua parte maschile, poi una sarà dominante sull'altra normalmente, chiaramente, però come lei ci voleva insegnare a gestire queste due parti di noi, non facendo dominare l'una sull'altra, e neanche mettendole in contrasto o in confronto, ma gestendole in una situazione di totale equilibrio e gestendole equamente, e possibilmente mostrarle nel nostro corpo, nel corpo del direttore, che poi è la normale ed immediata interfaccia che si ha col coro, anche col pubblico volendo, no? E lei questa cosa ce la faceva vedere tramite un bellissimo disegno, uno schema in cui metteva la figura del direttore incastrata come un uomo vitruviano tra due triangoli, come una sorta di clessidra, no? In cui i triangoli che si toccano, tra l'altro le punte si toccano nel punto del baricentro, che è il punto dove noi normalmente dirigiamo. Sì, e lei faceva vedere come la parte inferiore doveva essere la nostra parte maschile, quella che conferisce equilibrio, stabilità, sicurezza,
la parte radicata alla terra, quindi quella che anche ci aiuta a fare un suono magari più denso quando la musica lo richiede. E nel triangolo superiore, nella parte superiore, invece quella parte femminile che è più leggera, che è più ariosa e si traduce in un suono più arioso, più leggero. Lei ci teneva proprio ad insegnarci, mostrando nel corpo, quando noi eravamo suoi allievi e dovevamo ridirigere, a mostrare al coro questa dualità, non in conflitto, ma in dialogo, in comunicazione. Certo. Sì. E questo è, sì, ovviamente è qualcosa che si usa soprattutto per la tecnica, ma io credo che è fondamentale che prima di andare a dirigere, noi dobbiamo sapere che cosa siamo, che cosa vogliamo prima da noi e poi dai nostri coristi. Allora è importante capire che esistono tutte queste due parti, che esistono tutte e due, non che c'è solo il femminile o solo il maschile. E vabbè, questo è detto, il concetto è molto sintetico. Bellissimo questo. Sì. Beh, sì. si allaccia anche... Sì, scusami Serena. No, che volevo dire che avendo conosciuto anche Ursula, che prima nominavamo, anche lei ho ritrovato in alcune cose questo tema, perché lei, chi la conosce lo sa, è una donna molto tosta, è una vera dura, ma è anche una vera donna. E questa cosa è bellissima perché quando dirige si vede tutto. Mattia lo può confermare, credo che la conosce molto meglio. Sì. Scusa, ho perso un po' di, cioè per un attimo la connessione, stavi parlando di Ursula. Sì. Di Ursula. Sì, difatti come ho già detto è stata un po' il mio primo esempio. Sì. E anche molto bello quando lei dirige il coro con Rasmussen, che è suo marito, è molto bello quando loro si interfacciano tra di loro, è molto caratteristico. In realtà è lei che supporta tantissimo il suo uomo, anche nell'essere musicista, non solo come coppia. Questo è molto bello da vedere, ecco, non come pari opportunità, diciamo, ma proprio come due persone diverse, come due stili di direzione molto diversi tra di loro, però è un confronto, è un dialogo tra loro veramente bello da osservare da dentro al coro. Sì, assolutamente sì, concordo perché li conosco entrambi, anch'io ho avuto la fortuna di cantare con l'Utopian Reality, li ho visti anche in realtà conoscersi, perché il primo corso che ha tenuto Rasmussen in Slovenia è stato proprio organizzato dal nostro coro accademico, ma appunto ricollegandomi a quello che dici, è un'armonia di musicisti, perché ognuno con le proprie caratteristiche che però si completano e si sposano in un modo veramente ideale, direi. Quindi insomma è un bel esempio, insomma. Che bello. Non sono molti casi in cui ci sono due direttori che sono... No, deve esserci un ottimo equilibrio. È raro come situazione. Sì, perché se litigano poi è un disastro. L'esperienza. Posso dire che io ho avuto veramente questo grandissimo privilegio, che tra parentesi è anche stata un'occasione di formarmi, devo dire, e grazie anche a Serena, a tutti i cantori, ma nella mia bellissimo biennio con Gary Graydon è stato un bellissimo equilibrio fra di noi, fatto di grande rispetto, di ascolto reciproco, di sostegno reciproco, di domandarsi reciprocamente, di confrontarsi, di arricchirsi uno dell'altro. Io mi sono molto arricchita dell'osservazione di Gary al lavoro con il Coro Giovanile Italiano e mi sono sentita sempre molto privilegiata, però
non so, Serena può dirlo, è stato una direzione a 4 mani serena, vero Serena? Assolutamente sì. Sì, infatti è una di quelle esperienze sicuramente che ricorderò Sì, per la vita. Sì, mi hanno fatto crescere molto, mi ha dato molto ed era una cosa che mi preoccupava, ovviamente, credo come tutti i direttori chiamati a dirigere il Coro Giovanile Italiano, mi preoccupava anche di condividere una direzione con una persona che conoscevo solo di fame e non avevo mai visto, perché la prima volta che ho stretto la mano a Gary è stato il primo giorno di direzione del Coro Giovanile Italiano. Ah, piacere! Quindi, e invece è stato da quel giorno un percorso straordinario. E volevo solo aggiungere una cosa a quello che ha detto Serena, che ringrazio per questa testimonianza di Nicole Corti, bellissima e bellissimo come lei sappia trasmettere cose così preziose. Questo del dimostrare con il corpo del direttore appunto la musica, per me è sempre stato un punto molto importante. Io dico sempre che il direttore deve essere la musica che vuole trasmettere, che deve essere lo specchio ancora più luminoso, diciamo, perché la musica che vuole far eseguire dal proprio Arrivare, certo. venga creata dal gruppo. Il direttore per prima cosa deve esserlo prima di tutto, quindi ti ringrazio per questo, appunto, tua testimonianza, perché il corpo del direttore, che poi contenga aspetti maschili o femminili, secondo me è centrale veramente che sia la musica che vuole dirigere. Grazie anche Roberta per questo completamento di informazione rispetto a quello che diceva prima Serena. Vi faccio un'ultima domanda, non so se ora mi sentite meglio. Sì. Mi sentite? Sì. Sì. Vorrei fare un ultimo giro, ormai è 1 ora e mezzo che parliamo, quindi siamo in chiusura, però c'è un tema che credo sia interessante capire come, se c'è stato qualche momento di questo tipo, come avete agito e se c'è un modo, secondo voi, diverso tra il mondo maschile e quello femminile per reagire alle delusioni. Ad esempio le delusioni di un concorso, le delusioni di un concerto che non va come volevamo, di un corista che magari per qualche motivo ci abbiamo sperato che andasse in un gioco qualcosa, ad esempio a livello musicale, ma poi capita spesso che ci troviamo di fronte a delle delusioni. Come avete reagito? Non voglio che parliate in maniera precisa, perché magari non volete raccontare, però come si reagisce a una delusione nel mondo artistico, nel nostro mondo, quando ci si trova di fronte a un attimo di smarrimento? Penso che almeno io devo darmi del tempo, devo maturare, pensare, valutare, cercare di capire cosa è andato, cosa non è andato, se un concerto, cosa non ha funzionato come speravo, se il tempo di preparazione era troppo ottimistico e invece poi, oppure se è un rapporto con una relazione, diciamo, con un corista, con qualche, diciamo, particolarità che magari si sperava in un modo, invece poi è andato in un altro, come dicevi tu, Lorenzo. È successo anche a volte di trovarsi in situazioni di difficoltà e di doverle gestire perché magari intenti diversi portano a separazioni, diciamo, no? Sono sempre dolorose e quindi per quanto mi riguarda, insomma, io ho sempre bisogno di maturare in modo solitario e poi magari condividerlo con le persone che ho più vicino. Io ho la fortuna di avere anche mio marito che canta nel coro, quindi naturalmente non è che sia pane e musica, ma musica e pane.
no, non proprio, ma insomma si vive molto insieme. Ho anche il figlio che canta, che suona, quindi voglio dire, a parte questo, ma anche ho amici per fortuna con cui mi relaziono, e poi a volte così elaborando un po' la problematica, ci si rende conto che sono problematiche un po' comuni, no? E quindi poi a parte il primo momento così di smarrimento, penso che si cerchi sempre di reagire trovando la strada, non per sgattaiolare, ma per risolverlo, perché poi quella è la cosa importante, trovare un modo per risolvere un problema che penso sia naturale, insomma, non solo nella convivenza, ma anche nello sviluppo di un certo tipo di lavoro. Penso che almeno questa è la mia esperienza. Sì, sono perfettamente d'accordo. Anch'io ho il parafulmine a casa perché anche mio marito canta, però anch'io ho bisogno di per tempo, una prima fase di tempo e anche di solitudine mentale, cioè deve essere una cosa mia, e poi riesco, anche perché lo si capisce benissimo, non riesco a nascondere. Però sono più grandi le delusioni umane all'interno del coro. Per fortuna mi è successo molto raramente, sono da questo punto di vista molto fortunata, che quelle magari che così vivi in un concorso che non va bene e che non accetti. Per fortuna io ho imparato anche ad accettare, anche se non sono d'accordo, però ho dovuto elaborare questa accettazione, per esempio in un concorso nel quale sai benissimo che il coro non è stato giudicato con correttezza, insomma, assolutamente. E all'inizio, insomma, mi è capitato un paio di volte di non condividerlo e di essere anche molto adirata. Adesso ovviamente già da un bel po' di anni che non è più così, nel senso che capisco anche di più la giuria, capisco quanto sia difficile giudicare e come si arrivi ad un risultato, quindi c'è sempre qualcosa di vero anche in un giudizio di una giuria che non ti valuta per quello che tu pensi il coro abbia fatto, e quindi sì, è una maggiore accettazione. Mi delude di più magari un rapporto umano che si frantuma all'interno del coro. Ripeto, è capitato pochissimo, però quello mi fa male davvero, ecco, sì. In questo senso soffro molto, però il tempo aiuta. Grazie. No? A me capita, io ho diciamo due aspetti. Quello della... Scusa Lorenzo, volevi dire qualcosa? No, ho capito male. No, volevo darti la parola, che sentivo volevi parlare. Scusa, ok, grazie. Sì, allora diciamo due aspetti. Uno è che, come dicevi Lorenzo, come si reagisce magari a un qualche cosa che non ha funzionato. Io sono convinta che quello che non funziona nel coro sia colpa del direttore. Quindi se c'è qualche cosa che non ha funzionato, poniamo in un concorso, in un concerto, ma anche in una prova, è colpa mia. Colpa inteso in responsabilità. Colpe non esistono. Colpa, esatto. Chiaro. È mia responsabilità. E di base io provo sempre gratitudine nei confronti dei miei cori, sempre gratitudine. E quello che io non sono riuscita a far sì che loro fossero nelle condizioni di fare è veramente solo mia responsabilità, e quindi è lì che io devo andare a lavorare. Quindi se qualcosa non ha funzionato in un concerto o in un concorso, né mi adiro né guardo solo me stessa e dico ok, cos'è che non ha funzionato, perché anche solo il dire do un attacco e la sezione attacca crescente già è mia responsabilità, perché se non li ho messi nella condizione di attaccare quel suono nel modo giusto è solo mia responsabilità. Certo. E quindi qua si chiude, diciamo, rimane in me la discussione. Come diceva Franca, è vero che a volte, essendo il coro basato su una relazione, anzi dove la relazione è centrale perché
per poter funzionare. Assolutamente. Ovviamente siamo tutti esseri umani e quindi capita di ferirsi reciprocamente. A me è capitato in tutti questi anni, mi sono capitate molti momenti di tristezza, anche molti momenti di domanda, nei quali tendenzialmente poi dico ok, che cosa ho fatto io e come posso interagire. E anche qui ho due modi, no? Da una parte guardare, magari andare via persone o cambiare situazioni dicendo ok, però io non cambio, cioè quello che ho io non me lo porta via nessuno, no? Per cui se questa situazione si è chiusa, sono io che ne riaprirò un'altra o riaprirò la stessa in un altro modo. Quindi diciamo sempre un po' riportando alla mia responsabilità. Per esempio, una cosa, vi posso dire una confidenza solo fra di noi, tanto non ci sente nessuno. La cosa su cui io sempre devo ancora oggi combattere, e che ha in sé un aspetto però positivo, è quando vedo andare via i cantori a fare esperienze ancora più importanti, no? E lasciare il nido, tra virgolette. Questo mi è capitato anche in conservatorio, insomma, in ambienti dove era comunque giusto che succedesse, e ho sempre questo attimo di no! E quindi da una parte la tristezza di dire no, perché però compensato certo che però se il frutto era così maturo da potersi staccare dall'albero e andare, voleva dire che è stato un frutto che è cresciuto attaccato ad un albero. Però questa cosa affettiva, appunto, è un qualcosa su cui devo veramente ancora maturare io, crescere. Non lo so se avrò ancora tempo nella vita per farlo, però assolutamente sì. Ma credo che sia comune, ecco, questo aspetto. Mi sembra difficile che non lo sia. No, difatti anch'io concordo con tutto quello che è stato detto, appunto, dalla delusione del concorso alla delusione personale, diciamo. Mi ricordo i primi concorsi che facevo, che ho cominciato a fare molto bene i concorsi e sono arrivata, visto che di carattere sono molto decisa e voglio sapere cosa non andava, una volta a un concorso regionale sloveno di cui nel quale non ero molto soddisfatta del punteggio, che era 11 anni fa. Sono andata da un giurato poverino a dirgli mi dica perché ho ricevuto tanti punti, e lui dopo un paio di minuti mi ha detto scusa, devo andare che mia mamma mi aspetta. Non vi dico altro. Mia mamma mi aspetta e devo andare. No, adesso lei però me lo dice, e poi mi ha detto non ero il solo a fare il giurato. Vabbè, diciamo, ok, questo l'ho detto un po' per scherzo, perché ma all'inizio mi aggrappavo veramente tanto ai punteggi dei concorsi, poi frequentando tanti concorsi e potendo anche stare dall'altra parte, dalla parte dei giurati, con gli anni ho maturato appunto il pensiero che è stato già espresso, che è comunque un'esperienza e sono 5, 6 o 7 menti diversi che danno un giudizio, e anche stando in giuria certe volte non sento di condividere proprio tutti i pareri. Esatto. Quindi sono punti di vista e i concorsi sono esperienze formative, cioè, e sia chiaro che ovviamente non è che per questo, anche se il coro prende un punteggio basso, poi dico beh comunque è stato formativo. Sicuramente anche il punteggio ha il suo peso, però certo, diciamo che negli anni ho maturato un'altra visione, cioè preferisco poi andare a parlare con i giurati, a chiarire e a capire anche i punti, come diceva Roberta, in cui forse hanno ragione e in cui io posso migliorare. D'altro canto, come si è già stato detto, appunto lavorare e vivere in coro vuol dire anche avere delle relazioni molto forti con i propri coristi, vedere crescere i propri coristi è veramente un'emozione, e appunto vederli anche
realizzarsi come persone, non sempre solo nell'ambito musicale, ma anche in altri ambiti, ti porta veramente a una grande soddisfazione. Quando succede che se ne vanno per una ragione o l'altra, sicuramente a me è sempre successo di vivere questa cosa all'inizio con una grande tristezza e appunto con gli anni maturando, prendendomi un tempo appunto isolato, un tempo intimo mio per poter riflettere e capire cosa fosse successo, alla fine ho preso e ho accettato tutte le piccole difficoltà, le piccole e grandi difficoltà che poi influiscono anche sulla mia vita personale, come sfide, quindi come fare in futuro per poter migliorare anche questo aspetto. E poi appunto non dico, e sono giunta alla conclusione che non è sempre stata colpa mia, quindi E io per concludere, credo a questo punto... Vai, chiudiamo con Serena. Sì. Vai. Sì. Mi trovo molto d'accordo con quello che diceva Franca, cioè il momento della solitaria riflessione, ma anche, come diceva Maria prima, la riflessione anche condivisa con quelli che sono i più stretti, diciamo, no? Però dopo aver metabolizzato, per esempio, ecco, un punteggio di un concorso, bene o male, nel bene e nel male, mi piace sempre andare dai ragazzi, dal coro, e condividere con loro le mie riflessioni e anche viceversa, le loro con me. Io ci tengo moltissimo ad avere un rapporto con tutti, mi prendo anche tempo alle prove per questo e non mi importa se spendo tempo togliendo, tanto sono comunque riflessioni che ci aiutano a capire che cosa va bene, cosa va male, dove sta la responsabilità delle scelte, anche per loro, per avere chiaro che non si devono sentire in colpa se una cosa, un concerto, un brano, un concorso non ci va sempre bene. Ecco. È importante che i coristi siano consapevoli che hanno le loro responsabilità, ma è chiaro che non si devono sentire colpevoli di questo. E qua sono d'accordo con Roberta, la responsabilità... Assolutamente. Sì, no, che la responsabilità sempre nel bene e nel male è nostra e non è la loro. Sempre. No, nel bene è merito loro, nel male è responsabilità. Sì, certo. Certo. Sempre così. Ovvio. Allora, posso solo aggiungere un'ultima cosa che però è molto, molto vera. Un'ultima cosa sulla responsabilità che vera, ci fa chiudere. Vai, scusa, un'ultima, mi è venuto un flashback della responsabilità prima del concerto. Mi ha fatto ricordare quando ho fatto qualche anno fa il corso di direzione, l'Accademia Internazionale a Fano, e c'era appunto Ragnar Rasmussen che abbiamo già citato oggi, e ci ha detto come preparazione, cioè prima del concerto conclusivo, che era per noi tutti molto importante, mi ha detto: guardate, prendo io la responsabilità se qualcosa non dovesse andare, voi fate quello che, diciamo, vi ho insegnato e che avete imparato in questi giorni. È stato veramente un bel conforto. Sì, certo. Bello. Ecco, un'ultima riflessione. Vi ringrazio, abbiamo fatto quasi... non riesco a fermarvi, vai Maria, proprio due parole proprio, no? Dicevamo ieri con Franca e anche con, diciamo, le direttrici, diciamo, non le giovanissime direttrici, ecco, diciamo, quelle che hanno un po' più esperienza, come è cambiato, diciamo, e si è trasformato anche il mondo corale, no? In tutti questi anni sento parlare queste bravissime direttrici e che fortuna e bravura hanno avuto di avere collaborazioni importanti con
a partire dalla regione, poi a livello nazionale, poi internazionale. All'inizio nel nostro percorso erano impensabili queste tappe così, Certo. no, ravvicinate. Invece bellissimo, ecco, questa evoluzione, quindi insomma è meraviglioso, ecco, come si è sviluppato anche il mondo corale, ecco. Ripeto, il nostro mondo era un po' più stretto, poi per fortuna, ecco, negli anni, in tanti anni, si è aperto. Invece sentire queste giovanissime direttrici che già parlano naturalmente di tante di grande esperienze, conforto, sì. È veramente molto bello. Complimenti, sì, a voi e auguri per la vostra, insomma, brillante carriera che già si è sviluppata e si sta sviluppando benissimo. Bello. Ecco. Condivido, Maria. Io vi ringrazio perché è stata Grazie a te. 2 ore molto belle in cui abbiamo potuto conoscere 5 esperienze diverse, ma in cui siamo anche ritrovati molto vicini, almeno con alcuni temi che hanno unito le figure e, come diceva Nicole Corti, avete parlato da musiciste e da musicisti, e quindi grazie per questa presenza. Una bella cosa, una cosa molto importante per l'Italia, avere anche una continuità di questo tipo di esperienza musicale che ramifica, che si espande, tutto molto bello. E quindi ringrazio Mattia, che forse però ora si è disconnessa, non so se... No, c'è. Ringrazio Mattia Cerni. Ci sei? Ma vedo che si è oscurato l'immagine. Maria Dal Bianco, grazie Maria Dal Bianco, grazie a Franca Floris, grazie a Serena Marino, grazie a Roberta Paraninfo. Grazie a tutti. Grazie. Per chi vuole ci rivediamo ancora mercoledì prossimo. Penso che andremo avanti fino a metà giugno, ancora due incontri, e poi con l'inizio dell'estate chiuderemo, poi vedremo. Speriamo di non dover ripartire con questo ritmo da settembre, vorrebbe dire che siamo di nuovo bloccati, però intanto fino a metà giugno continuiamo questa esperienza. Grazie. Ciao a tutti. Bene. Grazie. Grazie, buonanotte. Buonanotte, ciao. Buonanotte a tutti. Grazie, se volete, perché tanto ora mandiamo. Vediamo se si stacca. Cioè adesso non siamo in diretta più? Non lo so, aspetta un secondo che guardiamo, deve esserci scritto end. Siamo ancora live. No, siamo live. Siamo ancora live, forse sì. Allora non posso dire quello. No, scherzo. Vediamo se... Franco, fai qualche fuori onda, vai. No, non puoi dire tutto quello che